lei come cittadino attivo si è impegnato ed ha fatto un'operazione davvero interessante e lodevole, ovvero quella di ristrutturare, ripristinare e ritinteggiare appunto i nomi dei caduti in guerra. Come mai le è nata questa idea e da cosa è venuto questa spinta e questo amore per la sua città? Io vengo spesso alla villa e quindi vengo spesso al Monumento dei Caduti perché partecipo a quasi tutte le manifestazioni patriottiche e anche per il fatto che ogni volta, ogni tanto porto anche i miei nipotini. Mi sono reso conto che praticamente la tinteggiatura dei nomi era completamente scolorita, non si leggevano più né i nomi dei capitani né i nomi dei soldati, i nomi di tutti i soldati che sono stati nella guerra del 15-18. Avrei potuto subito andare in amministrazione a dire guardate, fate questo, ma vedendo che l'amministrazione ha tante piccole gravi difficoltà, ho ritenuto di fare un'iniziativa di carattere personale, cioè dire ho ritenuto di far sì che questo lavoro venga fatto a cura e spese sia personale mia, sia di un piccolo comitato che ho creato e che è fatto dall'avvocato a Salvatore Tirinnocchi ed è fatto anche da altri due ragazzi che sono qua, due altri signori che sono Dispenza Salvatore e Dispenza Gerlando, i quali tutti hanno contribuito a fare questa piccola opera. Qual è la ragione particolare? Quella anzitutto di ricordarci dei nostri caduti e poi un'altra ancora di mettere in evidenza la possibilità che qualcuno di noi di Agrigento o di altre parti sia praticamente iniziatore di qualche cosa che non sia sempre a gravare sulla pubblica amministrazione, ma qualche piccola cosa. Partecipiamo noi per il bene della nostra città. E dall'iniziativa di un cittadino attivo all'amministrazione comunale, proprio la Villa Bonfiglio di Agrigento sarà, diciamo, destinataria di un'attività di ripristino. Ecco, quali saranno? E dalla prossima settimana inizieremo i lavori per rendere la Villa Bonviglio uno spazio aperto in modo tale da poter essere vissuto pienamente dalla città. Andremo a levare tutta questa inferriata che priva, ecco, la città di poter vivere questo spazio in maniera totale e in qualunque ora della giornata. Andremo a potenziare l'impianto di illuminazione elettrica. C'è la partecipazione da parte dei privati che hanno le attività commerciali proprio qui di fronte, che andranno a fare dei lavori di recupero della vasca, della fontana e lavori appunto di, diciamo, di arredamento della villa stessa, in modo tale da poter vivere pienamente uno spazio aperto e uno spazio bellissimo come quello della Villa Bonviglio.